Per noi, per il Partito Democratico, per il centro-sinistra, per Giovanni Manildo, le elezioni regionali sono una cosa seria. Vedendo il dibattito che fanno quelli del centrodestra, infatti più che un appuntamento fondamentale per la democrazia della nostra regione, per i diritti e i doveri dei cittadini del Veneto, sembra un accordicchio, una spartizione di poltrone che devono arrangiarsi a fare a Roma. Noi invece l'abbiamo detto fino all'inizio, per noi questo è un appuntamento fondamentale. È diretta Vanessa Camani, noi siamo pronti, dice, e il PD Veneto lancia la sua sfida per le regionali del prossimo autunno. Dopo la direzione provinciale del partito a Padova, ecco i nomi dei candidati che sosterranno la corsa di Giovanni Manildo. Sono stati decisi infatti 8 dei 9 nomi che comporranno le liste provinciali per il Partito Democratico Padovano. Oltre alla capogruppo uscente Vanessa Camani, anche il vice sindaco e assessore Andrea Michalizzi. Intanto noi abbiamo scelto di tentare di fare una lista competitiva raccogliendo le migliori energie e risorse del partito e anche vicino esterne al partito, perché fa parte degli impegni che ci siamo presi, cioè fare una lista che racconti la complessità, la pluralità della nostra comunità politica. Ognuno farà la sua corsa. L'unico dubbio che ora resta è la data delle elezioni che secondo rumors potrebbero essere il 16 o il 23 novembre prossimi. Mentre gli altri non ci dicono ancora quando si voterà, noi siamo pronti. Abbiamo il nostro candidato presidente che ha unito una coalizione molto ampia di centrosinistra, in questi giorni si stanno completando anche le liste nelle circoscrizioni provinciali e per quanto riguarda Padova ho l'orgoglio, l'onere anche di rappresentare e guidare la lista del Partito Democratico nella città di Padova e nella sua provincia.